Bentrovati nella puntata speciale di Penalty. Come tutti ben sanno, i campionati sono fermi, si ritorna in campo domenica 7 gennaio 2024. Pertanto spazio agli eventi speciali che si sono svolti nella parte finale di questo 2023. Buona visione! Rappresenta la piccola provincia di Enna e con la sua schiettezza e la sua semplicità nella scrittura arriva diretto ai suoi lettori. In nomination Riccardo Caccamo. Intellettuale nella sua scrittura, pulito ed efficace nel raccontare storie e territori. Una penna sopraffina come la provincia che rappresenta, Siracusa, terra di dicitori e cultura. In nomination Vincenzo Rosana. Nella sua lunga esperienza ha avuto la capacità di diversificarsi, dalla cronaca nera alla giudiziaria. Ha pure scritto di sport, parlando della sua amata Caltanissetta. In nomination Alessandro Silverio. Racconta da sempre la storia calcistica della sua città, Trapani. Lo fa con parsimonia ed dedizione, parlando e scrivendo di una città che ricerca un ruolo importante per la Sicilia. In nomination Enzo Biondo. Preciso e competente, educato autore delle faccende calcistiche peloritane, lucido osservatore mai irriverente, la sua provincia messinese lo loda per la sua semplicità e chiarezza. In nomination Francesco Gugliotta. Tenace e preparato, attento osservatore di dinamiche sportive e non. Da quasi 20 anni voce e volto di catanista e specchio di una Catania che ama e che vorrebbe sempre al top. In nomination Attilio Scuderi. Elegante e garbato, questo suo stile ha caratterizzato il suo percorso professionale nella provincia agrigentina. Parla da sempre di politica, di fatti e di sport in maniera comprensibile e lineare. In nomination Giuseppe Barbara. Giornalista anche di carta stampata, ha lavorato in radio, in TV, adesso sul web. Il suo percorso di crescita negli anni è stato continuo, vive a Palermo e diventarne protagonista non è mai facile. In nomination Michele Sardo. È uno dei volti più conosciuti ed apprezzati della TV siciliana. Duttile al punto giusto, critico se necessario, uomo squadra, esempio di professionalità e competenza per la sua provincia ragusana. Da sempre punto di riferimento costante. In nomination Salvatore Cannata.
Ettore, sicuramente vedere questo pubblico è una gratificazione per tutto il lavoro che hai fatto in vista di questo premio, che non è il solo che tu organizzi. Sì, diciamo che Play Village si occupa da un paio di anni a questa parte di alcuni eventi, uno su tutti i Penalty Awards, che è il galà del calcio dilettantistico siciliano, ma sottolineerei anche questa iniziativa dedicata a un grande campione che è stato Pietro Anastasi, un siciliano doc, un catanese doc, che è giusto ricordare. Lui è morto nel 2020, questa è la seconda edizione. Lo scorso anno a Mistretta, nella provincia di Messina, abbiamo inaugurato questo momento dedicato interamente a lui. È una gara anche tra giornalisti siciliani, 9 giornalisti, uno per ogni singola provincia, che si battagliano ma nel nome della sportività. Un grande sport come il calcio va onorato anche con questo gioco tra giornalisti. Ciccio Colombo, noi abbiamo sentito diversi protagonisti del mondo giornalistico in poll per una premiazione. È venuto il momento di sentire qualche testimonianza di chi ha conosciuto Pietro Anastasi. E allora, il ricordo che la lega di più? Allora, il ricordo che ci lega di più in quei tempi era per noi giovani, era un punto di riferimento, era un orgoglio avere un siciliano che faceva parte prima del Varese, poi della Juventus e ancora di più poi parte della nazionale. Noi eravamo tutti orgogliosi di questo giovane emergente che faceva parlare di sé, dicendo poi che io ho fatto parte della Massimiliana. Io sono più piccolo di lui, ma quando lui veniva a trovare, che scendeva giù a Catania, veniva a trovare i suoi ex compagni, ho avuto modo di poterlo conoscere ed è stata una persona splendida sotto ogni punto di vista, dal lato caratteriale, dal lato, poi non parliamo dal lato giocatore, perché era un istintivo che era imprendibile, perché non sapevi mai dove andava. Noi che abbiamo vissuto diverse generazioni, possiamo dire quella di allora che ho vissuto io e man mano quella che è cresciuto e tutti ai giorni d'oggi. Certo, la nostra era un calcio, diciamo così, genuino, non è che oggi fosse chissà che cosa che non è genuino, però i tempi, i modi sono cambiati, è cambiato il sistema, la vita, è tutto diverso da allora che giocavamo noi, però come si dice, la tecnica è rimasta sempre uguale, il modo di preparazione è come le macchine che allora andavano a 200, ora vanno a 300 km/h, però il giocatore se sa, se ha le doti le mette in evidenza. Un'occasione importante. Come Associazione Siciliana della Stampa, io sono il segretario provinciale della Stampa a Catania, abbiamo subito sposato questa causa, un ricordo importante, un nome che ha fatto la storia del calcio italiano, un catanese, Pietro Anastasi, che ha dato lustro anche alla nostra città. La sua figura si è contraddistinta non solo a livello calcistico ma anche a livello di riscatto sociale. Un meridionale che lascia la sua terra per andare al nord e lì è riuscito a dare il meglio di sé. Ecco, oggi noi siamo qui per ricordare questa figura e il giornalismo deve contribuire a far veicolare dei messaggi importanti. Un calcio che ormai purtroppo non c'è più, sappiamo tutti le recenti cronache che hanno visto il calcio purtroppo macchiato. Negli anni sono diversi gli episodi, ecco, quel calcio di una volta, quel calcio che ha visto trionfare Pietro Anastasi non c'è più e noi invece come giornalisti dobbiamo continuare, dobbiamo promozionare gli sport sani, il calcio ma anche tutti gli altri sport che creano aggregazione, che creano socializzazione, quindi che ben vengano iniziative come queste e come Associazione Siciliana della Stampa noi ci saremo sempre. A Sostampa, dialogo con Ussi, il sistema funziona? Sì, Lussi è un nostro gruppo di specializzazione, Lussi anche lo scorso anno è stato vicino a questa manifestazione, i giornalisti sportivi sono sicuramente tra i più numerosi della nostra categoria e la Stampa è fiera, come dicevo, di essere qui con Lussi, che è una propria costola, ma anche come categoria in generale siamo vicini a questa iniziativa. È
Entro Di Stefano, occasioni come queste di vedere tanti giornalisti e per di più provenienti dalla Sicilia è veramente qualcosa di eccezionale, riesce solo grazie a questo premio organizzato da Ettore Tortorici, ma con in mezzo Ussi e Assostampa che sicuramente danno una grossa mano. Sì, intanto l'avranno fatto sicuramente tanti prima di me, ma intanto vanno fatti i complimenti a chi si è speso nell'organizzazione di questo momento. L'hai detto tu, il buon Ettore Tortorici, che non so dove trova ogni volta la forza di volontà per cimentarsi in queste cose, però complimenti, e poi Lussi alla sua stampa. Parliamo anche alla figura di un calciatore che le nuove generazioni non conoscono, quelle un po' meno recenti come generazioni probabilmente ne hanno sentito soltanto parlare, quella mia è un po' a metà, che sa quali sono state le gesta compiute da Anastasi e sa anche insomma qual è il valore del ricordo di un campione, perché un campione lo è stato sul campo in maniera vera e propria qui dalle nostre parti. Probabilmente questo esercizio di memoria attraverso un premio ci aiuta anche in qualche maniera a fare capire quelli che sono stati i valori di un tempo del mondo del calcio. Oggi il calcio vive di una problematica che tu puoi anche testimoniare, ma adesso è un problema insomma un po' di tutta la provincia, quella dell'impiantistica sportiva. All'epoca c'erano questi problemi di impiantistica sportiva, però forse meno esigenze e si riusciva a arrivare in alto lo stesso. C'erano meno esigenze sicuramente, però al tempo stesso c'era anche la consapevolezza che chi era al nord era sempre avvantaggiato rispetto a chi era al sud, proprio per un problema di infrastrutture. A distanza di decenni le cose non sono cambiate purtroppo di molto, e dovremmo riflettere seriamente su tutto questo, perché continua non soltanto questo gap che è strutturale, ma è anche nella scoperta di talenti, di vivai, perché di questo parliamo quando si parla di una carenza di strutture, e con queste cose non possiamo fare finta che non accadano e che non ci siano. Giovanni Marchese, una bandiera del calcio a Catania, come bandiera è stato Pietro Anastasi, e sicuramente in questi contesti dove si vedono colleghi giornalisti che trattano di calcio, di sport in generale, calciatori che sono stati bandiere, si sta sempre bene. Comunque per me innanzitutto è un onore essere qua, ringrazio per l'invito. Oggi si parla di un grossissimo ex calciatore e anche una grandissima persona, quindi sono felice di essere qua. A distanza di 3 anni dalla sua scomparsa vedo che la gente è ben ricordata ancora Pietro, e questo fa veramente piacere alla famiglia e a tutti i catanesi. Quindi veramente ringrazio tutti per questo amore che dimostrate nei confronti di Pietro Anastasi. Sono tanti i ricordi. Un ricordo è quando lui aveva qui la casa al mare a Rometti, in provincia di Messina, e quando ci invitava ad andare lì al mare ci accoglieva sempre con un sorriso proprio, e così era sempre molto contento, allegro, e ricordo le nostre mangiate seduti a tavola, spensierato, era veramente contento di venire qui in Sicilia, nella sua terra. Lui appena arrivava a Catania dopo qualche giorno voleva proprio ricordare le sue origini, e andare nel suo quartiere, il Fortino, di vivere i momenti lui da piccolo che andava a giocare. E sì, è rimasto veramente il Pietro di sempre, quel ragazzo veramente che scappava dalla scuola, a volte non entrava neanche a scuola per amore di andare a giocare a calcio. Antonio Foti, un premio speciale per te, dedicato a Pietro Anastasi, è un premio sicuramente dovuto al tuo impegno a favore dell'Ussi, che oggi è nella giuria di questi premiati, giornalisti di questi colleghi. Comunque la motivazione per te è sicuramente quella di un impegno per cercare di avvicinare il più possibile il mondo dello sport al nostro mondo giornalistico. Il nostro impegno non è mio personale, ma di tutto il gruppo dell'Ussi Sicilia, almeno dell'Ussi di Sicilia che oggi io rappresento,
È un premio giornalistico questo che organizza Play Village grazie ai buoni uffici di Ettore Tortorici, un premio giornalistico che sta diventando sempre più importante, seconda edizione. L'anno scorso ci trovavamo a Mistretta, adesso siamo ritornati alla base che poi è la provincia di Catania e appunto rappresentiamo quella costola che fa parte del segmento della grande famiglia della Sostampa, l'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che cerca di promuovere anche l'attività giornalistica fuori dai ranghi giornalistici, quindi non solo per gli addetti ai lavori, ma di coniugare insieme il verbo dello sport in tutti gli ambiti. Ecco, sicuramente queste manifestazioni consentono di avvicinare il giornalismo a quello che è lo sport. Spesso manca proprio un punto di aggancio che è la comunicazione vera e propria delle società sportive. Sì, purtroppo la nostra è una professione che sta vivendo un momento di crisi, etica, morale. Noi new media hanno un po' per certi versi ammazzato la professione però quella vera non muore mai, perché bisogna formarsi, bisogna iscriversi, avvicinarsi alle attività federali, in questo caso dell'associazionismo della USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, che deve essere appunto tramite soprattutto per i giovani, per le giovani leve che hanno tanta difficoltà ad avvicinarsi al mondo giornalistico, perché ormai stiamo vivendo, lo ripetiamo, lo ribadiamo in tutti i consessi, dei momenti particolari, non esaltanti, però noi siamo sempre lì in trincea a combattere per i diritti dello sport in questo caso, ma della professione in genere. Siamo con Fabio Capuana, segretario della FIGC Palermo, presente a questo evento importante dove si ricorda un grande del calcio italiano che è nato proprio in questa terra. È un piacere per me essere qui e non potevo mancare all'appuntamento di Ettore, ma soprattutto non potevo mancare, come l'anno scorso, alla memoria di Pietro, che è un campione che rappresenta la nostra terra, e quindi era doveroso per me oggi essere qui con voi. E c'è grande partecipazione e si evidenzia anche questo connubio tra sport, comunicazione e informazione. Oggi come va questo rapporto? Ma deve andare necessariamente a braccetto, perché la comunicazione è fondamentale nei nostri giorni e quindi lo sport ha necessità della comunicazione, e comunque in un mondo dove, tra virgolette, la democrazia è rappresentata dal poter raccontare ciò che accade, io penso che lo sport abbia bisogno veramente del mondo della comunicazione. Si è parlato tanto a proposito di crisi della carta stampata, ma i giocatori ancora il lunedì comprano il giornale per vedere le pagelle e altro, oppure si dedicano più ai social? Il mondo è sicuramente in evoluzione, quindi diciamo che la carta stampata sta vivendo un momento di crisi, ma devo dire che anch'io come i giocatori non disdegno comprare il giornale. Sempre bello. Sempre, è una tradizione. Chi ci incarta soltanto il pesce ha perso soltanto tempo. Esatto. Pietro Anastasi è importante ricordarlo non soltanto come calciatore o come uomo, ma per quello che ha rappresentato per il Sud e per la Sicilia. Anastasi ha rappresentato il riscatto di queste terre, di queste genti, quindi il fatto che lui sia stato protagonista del calcio italiano ed europeo e mondiale per tanti anni, questo raccoglie l'orgoglio di tutte le popolazioni di queste regioni. Anastasi è un mito da questo punto di vista. Ma è un'occasione molto importante, perché al di là del fatto di un premio, che
che fa sempre piacere anche far parte della nomina dei 3 nomi che poi si disputeranno questa gara finale. È importante essere presenti perché è anche un momento di incontro tra i vari giornalisti del settore della carta stampata, della radio, della televisione, del web, quindi è un momento di confronto, è un momento di crescita e poi è importante anche perché viene ricordato un personaggio di grande spessore umano quale Pietro Anastasi, è un grande atleta e diciamo che un siciliano doc. Abbiamo sognato tutti insieme a Pietro Anastasi e ricordarlo con un premio fa onore a coloro che hanno avuto questa brillante idea. Eventi del genere consentono di avvicinare sempre più il mondo dello sport, anche quello locale, anche quello che ci sta più vicino alla carta stampata, al giornalismo in generale, che sia web, radio e TV. Diciamo che oggi il mondo dello sport ci fa scrivere e parlare di altro più che dello sport, quello che si vive. Sappiamo tutti quello che sta succedendo in queste ultime settimane, però è importante perché il compito poi è nostro, di coloro che scriviamo, che raccontiamo gli eventi che non si limitano solo ad eventi legati al calcio ma a tutto lo sport, perché lo sport è vita, lo sport nobilita, lo sport tende anche ad allontanare tanti giovani da quello che potrebbe essere il peccato, ecco, non commettere degli atti illegali, e lo sport fa questo perché oltre ad essere una palestra è anche un'agenzia educativa e il compito spetta a coloro che hanno questo speciale risvolto umano, sociale, politico o culturale proprio di far crescere nuovi giovani. Riccardo Caccamo, un momento sicuramente bello, conviviale, al di là di quella che è una piccola competizione, una nomination che fa parte comunque di quello che è un premio. È un momento bello per rivedersi tutti, di tutte le città della Sicilia, tutti i colleghi. Sì, assolutamente. Poi il premio o la competizione, come dici tu, è relativo. Il piacere di stare insieme un pomeriggio, ritrovarsi insieme a tanti amici, ancora prima che colleghi, e poi diciamo che vinca il migliore. Senti, il mondo dello sport, presentato diciamo una figura storica come Pietro Anastasi, oggi è di un'altra epoca completamente. Il mondo dell'informazione si è completamente trasformato. Quali prospettive in breve? Ci sarebbe da aprire un capitolo sterminato, ma in breve secondo te quali sono le prospettive del nostro giornalismo sportivo? Il nostro giornalismo sportivo è, come dicevi tu, in continua evoluzione, perché è un continuo rincorrere, soprattutto adesso che ci sono i social, che la notizia, prima quando c'era solo la carta stampata avevi le cosiddette 24 ore prima che andasse diciamo in stampa. Oggi è un continuo rincorrere e a mio avviso c'è troppa esasperazione, soprattutto nel mondo del calcio. Io sono un giornalista che si occupa diciamo di sport a 360 gradi, anche perché vengo da una piccola provincia come Enna, quindi dove c'è necessità di seguire, un cronista segue più cose. E nel calcio c'è troppa ancora secondo me esasperazione, quindi il nostro dovere sarebbe quello invece di mettere un po' di freno e cercare di non andare appresso a questa velocità, ma invece di mettere un po' di tranquillità nel mondo, in questo contesto. Alessandro Silverio, un premio come quello dedicato a Pietro Anastasi non solo è un ricordo alla memoria delle grandi gesta sportive della nostra Sicilia, di Catania in generale, della nostra Sicilia e dell'Italia meridionale, ma è anche un momento per risaltare il connubio tra giornalismo e sport, cosa che noi sostanzialmente viviamo tutti i giorni, come tu ben sai. Sì, è un bel connubio, devo dire, però sicuramente è qualcosa di veramente prestigioso poter partecipare, essere presente qui per una manifestazione, per un premio dedicato secondo me a uno dei più grandi calciatori italiani, una vera e propria leggenda che avrebbe meritato magari dopo la morte anche qualche riconoscimento in più, devo dire, però questo premio è veramente qualcosa di importante per tutta la Sicilia, perché Pietro era siciliano a prescindere dalle squadre con cui ha giocato.
e credo che il connubio sport, come dicevi tu, e informazione è ancora oggi molto importante, anzi direi determinante per la buona riuscita di un progetto sportivo, e quindi la comunicazione anche delle società rappresenta sicuramente un punto di forza se fatto bene. Alessandro, secondo te è un bene o un male l'evoluzione del giornalismo ormai tendente solamente al web e alla cultura dell'immagine? È un male perché il giornalismo fatto sulla carta stampata, non lo dico perché io insomma ho un'esperienza predominante sulla carta stampata, anche se ho fatto televisione, radio, perché leggere, avere qualcosa di concreto in mano, leggerlo è sicuramente dà più soddisfazione. Io mi auguro che questa crisi finisca perché la cultura ha bisogno dei giornali. I giornali devono tornare ad essere un punto fondamentale dell'informazione, secondo me. A Tiro Scuderi un premio sicuramente di prestigio, questo dedicato a Pietro Anastasi, che Ettore Tortorici propone in questa meravigliosa location di Petara. Il significato di questo premio per te, che di giornalismo sportivo tratti quotidianamente? Ma sai, intanto ringrazio Ettore Tortorici, ringrazio tutta l'organizzazione. È un premio che intanto ricorda uno dei giocatori più importanti, che ha segnato anche delle pagine importantissime a livello nazionale, perché ancora il suo gol che ha consegnato l'Europeo alla nazionale lo ricordano tutti, e poi ha segnato anche da catanese delle pagine importanti con una maglia prestigiosa come quella della Juventus. È bello essere qui, quindi grazie a Ettore Tortorici, è anche un onore stare qui con tantissimi colleghi per un premio che cresce anno dopo anno e secondo me assumerà la valenza sempre molto più importante. È un momento anche di confronto, di dibattito, perché oggi lo sport e il giornalismo devono essere un connubio indissolubile. Il giornalista non deve mai indossare una maglia, soprattutto per chi fa calcio, per chi fa sport, deve cercare sempre di raccontare, ma soprattutto di indagare. Io credo sempre nel calcio, in questo caso, che chiedersi il perché di come va una partita vada oltre al mero racconto del gol, del calcio d'angolo, dell'azione, e questo è importante. Il giornalista deve fare questo, deve essere un cane da guardia, anche perché oggi ormai il calcio a 360 gradi è un'azienda, i costi sono altissimi e quindi anche questo porta un panegirico di argomenti che vanno tutelati ma vanno anche analizzati. Enzo Biondo, oggi un crocevia di giornalisti siciliani, vengono da tutte le province, probabilmente non è da tutti i giorni vedere manifestazioni del genere. Assolutamente no, poi te lo dice uno che ormai si è avviato ai 40 anni di attività, e devo dire che il nome stesso di Pietro Anastasi, sai, è una sorta di calamita per forza, perché è stato, credo, che abbia incarnato più di tanti altri la nostra voglia di emergere, perché è un siciliano negli anni 60 che è arrivato alla Juve. Io ricordo tante cose di Pietro, ma una cosa non la dimenticherò mai. Juventus-Lazio, a metà anni 70, lui in panchina, entra all'84esimo sul punteggio di 1-0, la partita finisce 4-0, tripletta di Pietro Anastasi. Credo che sia stato un mito e il suo ricordo è bello che chi organizza questo tipo di manifestazioni lo rinnovi, perché lo merita ampiamente. Ci sarà un giorno un nuovo Pietro Anastasi, secondo te? La vedo complicata per tanti motivi, perché come purtroppo ben sappiamo i settori giovanili sono penalizzati anche dalle nostre squadre. Io parlo per la mia esperienza, ma non soltanto della provincia di Trapani, ma anche di Palermo, eccetera. È difficile, però mai dire mai. A Trapani c'è entusiasmo? Sì, devo dirti che c'è un doppio entusiasmo, perché l'avvento del presidente Valerio Antonini è sembrato tipo, sai, come colui che ha accompagnato dalla Stella Cometa, perché in effetti lo sport trapanese era molto in difficoltà. Valerio Antonini, al di là dei risultati che sta ottenendo, ha riacceso la speranza, e per una città che non ha altro a cui aggrapparsi, lo sport è l'elemento essenziale.
si rappresenta oggi la Sicilia giornalistica di chi fa sport e non solo. È un grande piacere partecipare a questo premio, anche se in nomination, però è veramente bello incontrare tra l'altro tantissimi colleghi. Venendo qua però ti racconto un attimino che è stata veramente un'impresa. Ti parlo da giornalista, questa situazione che è il collegamento tra Palermo e Catania è veramente una cosa allucinante, 3 ore per arrivare da Palermo a Catania. Per il resto dico è stato veramente un grande piacere, tra l'altro andiamo ad onorare un grande campione, anche se catanese, però nel cuore anche di tutti i siciliani. Campione che ha rappresentato la Sicilia, al di là delle bandiere, Palermo-Catania poco importa, ha scritto la storia di pagine importanti della storia mondiale. Eh sì, un grandissimo giocatore che ha fatto le fortune della Juventus, della nazionale, anche della città di Catania, come hai detto tu, è un patrimonio comunque regionale della Sicilia, qua il campanilismo passa in secondo piano. Pino Barbara, sicuramente la grande esperienza sua nel giornalismo l'ha consentita di essere inserito nella nomination tra i premiati di questo premio dedicato a Pietro Anastasi. È un qualcosa che si aspettava in questi anni, diciamo, di carriera che ha fatto? No, assolutamente no. Comunque ne è valsa la pena fare tutti questi chilometri per venire qui a pedare. È un motivo per me di orgoglio e di soddisfazione essere stato inserito nella nomination dei giornalisti, dei 9 giornalisti che rappresentano le altrettante province siciliane, e soprattutto è un prestigio perché è dedicato, intitolato ad un grande campione qual è stato Pietro Anastasi. Indubbiamente l'essere stato designato ad essere insignito di questo premio da parte di Ettore Tortorici è legato al fatto che io è da oltre 40 anni che vivo nel mondo dello sport e del calcio, e questo quindi è valso a far sì che la mia persona venisse inserita in questo elenco di premiati. Ecco, lei dall'alto della sua esperienza ci parlava appunto di 40 anni, insomma, di calcio, di sport, di cronache sportive. Ci potrà essere mai un giorno un Pietro Anastasi? Ma io credo di sì, ci sono diversi giocatori, chiamiamoli in erba, 22, 23, 24 anni, che potrebbero, uso il condizionale, emulare le gesta di Pietro Anastasi e diventare un campione come lo è stato l'ex bianconero. Mi ha amata Juve perché da ragazzino ho sognato sempre questo bianco e nero. C'erano dei momenti che io, quando si perdeva così, non era il fatto di non me ne fregava niente se si faceva gol, cioè mi dispiaceva che perdeva la Juventus. Ecco, per me è una cosa, cioè per un tifoso che da ragazzino sogna di giocare a Juventus e poi arrivarci come ci sono arrivato io, è un sogno il massimo. Io un saluto speciale lo do a tutti quelli che mi ricordano volentieri, così con affetto, come io ricordo tutti con affetto, perché insomma ce l'ho tutti qua, adesso non è retorica, non è cosa, però per me la Juventus è stata il massimo, i tifosi, e io il cuore è sempre juventino e tutti i tifosi ce l'ho tutti qua. Anche quest'anno, devo dire, abbiamo voluto ricordare questa figura straordinaria di questo meraviglioso giocatore che, partendo dalla Sicilia, ha raggiunto vette straordinarie, non ultimo quella vittoria bellissima ai campionati europei del 1968, poi chiaramente tutte le varie vittorie con la sua squadra che è stata la Juventus. Era giusto omaggiarlo ancora, continuare ad omaggiare questa meravigliosa immagine di Pietro Anastasi. Anche questa sera tantissimi
grandissimi uomini che hanno vissuto con lui un certo periodo storico di una Catania degli anni 60 che partiva con le valigie cercando di trovare fortuna fuori dalla nostra bella Sicilia. Alcuni ci sono riusciti, altri sono diventati dei professionisti e lui, soprattutto lui, è diventato un grandissimo campione, ricordando principalmente che nella vita può sempre capitare il momento giusto. Per Pietro arrivò il momento giusto con lo sbarco nella Juventus e poi con il grande successo nella nazionale. Ne è valsa la pena percorrere tanti chilometri ed arrivare qui e partecipare a questo meraviglioso evento. Sì, e questo è un evento importante perché ancora una volta mettiamo in gioco il giornalismo siciliano con 3 sezioni: la sezione dedicata ai giornalisti di carta stampata, la sezione dedicata ai giornalisti radio, tv e web ed infine quelli sportivi proprio specialistici. 9 giornalisti, 1 per ogni provincia, perché il nostro è un premio regionale, quindi è giusto che ci sia la valorizzazione di tutti i territori siciliani. Ma io ero un istintivo, cioè qualcuno mi diceva che io stoppavo male alla palla e poi la andavo a riprendere. Invidioso? No, beh, non lo so, forse ero troppo veloce per quello, certe volte magari arrivavo un po' prima della palla, non lo so. Comunque ero un istintivo, cioè il calcio è anche istinto e fantasia. Anche. Merry Christmas and a Happy New Year! Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Edizione del galà dedicato allo sport. Questa sera qui a Via Grande avremo modo di vedere effettivamente i più grandi nomi del ciclismo, del nuoto, dell'atletica leggera. 18ª edizione della Castagna d'Argento, un appuntamento ormai diventato fondamentale per quanto riguarda il movimento turistico e non solo della nostra bella Sicilia. Anche quest'anno siamo riusciti a fare una grande serata, un grande lavoro, una grande edizione. È un piacere, un onore avere qui Libenzio Conti, un personaggio importantissimo del volley italiano, un volley che a questo punto credo che debba
completare il suo grande percorso di vittorie con questa Olimpiade prossima? Guardi, io me l'auguro di cuore, anche perché mi è rimasti 2 anni e poi vado in pensione, ne ho fatti 40 e di più dentro la federazione, non ho avuto la gioia e la soddisfazione di vincere mai una medaglia d'oro olimpica, abbiamo vinto un paio di medaglie d'argento, speriamo con la femminile per la prima volta di poter raggiungere il podio, perché sarebbe un traguardo storico, e questo è un augurio e una speranza soprattutto mia, che possa andare poi in pensione con un titolo così importante, perché veramente è qualcosa che manca, che l'abbiamo avuto a portata di mano un paio di volte e non siamo riusciti a raggiungerlo. La disciplina del volley è una disciplina molto amata dai giovani, dalle ragazze in modo particolare, è un movimento sempre in continua crescita. Catania, sappiamo benissimo la sua storia nella pallavolo nazionale. Ecco, qual è per lei il più grande ricordo che porterà comunque sempre nella sua scatola dei ricordi? Sicuramente l'avvento di Velasco, ricordo ancora la qualificazione al campionato europeo nel 1989 a Oslo, per cui è stato un sogno, lì siamo partiti, sembrava irraggiungibile, invece ci siamo qualificati all'europeo e l'abbiamo vinta addirittura, per cui quello è uno dei ricordi più importanti che ho dentro di me. Noi invece come catanesi ricordiamo bene il Gabbiano che volò nella mitica Roma in un argento inaspettato. Certo, anche quella è stata una storia importante nel 78, quando Carmelo Pittera prese la squadra in mano, fu un risultato storico la vittoria contro Cuba, per cui la squadra che va in finale a Roma in un palazzo pieno dove non era mai successo, e lì si è creata la storia del Gabbiano d'argento. Io ricordo quegli anni perché ho avuto la fortuna anche lì di lavorare con quella nazionale, ero giovanissimo, avevo appena finito la scuola, purtroppo per un infortunio al ginocchio non ho potuto più giocare, all'epoca non si giocava più nel 77, e entrai ad aiutare a far parte della nazionale, e quella era una nazionale importante anche lì dove ha lasciato grandi ricordi. Purtroppo non è stato possibile poi proseguire nei successi, ma all'epoca non dimentichiamo che c'era ancora il blocco dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'est che era ancora molto forte, quindi già essere arrivati secondo al mondiale era stato un risultato storico. Avete trovato difficoltà a trovare dei nomi così importanti? Perché veramente il parterre quest'anno è straordinario. No, non ci sono più grandi difficoltà, perché se Dio vuole il premio è un premio che funziona, nel senso che ha un palmarès di primissimo livello, i premiati negli anni sono stati sempre dei grandissimi personaggi del mondo dello sport, quindi è un prestigio anche per chi lo riceve, quindi quando noi lo proponiamo devo dire che i premiati sono ben contenti da un lato di ricevere il premio, dall'altro perché no, di venire nella nostra terra che è meravigliosa, e quindi stare ovviamente un giorno in Sicilia, a Via Grande, a Trecastagni, a Catania, insomma è un piacere, quindi da un nostro punto di vista pensiamo di dare una mano a un evento che oramai è prestigioso, sta avendo sempre più riconoscimenti e credo che sia una delle eccellenze che va esportata. Da Caligaris a Moser, 2 leggende che veramente già solo con il nome riusciranno sicuramente ad accalappiare curiosità e farvi venire in mente tanti bellissimi momenti. Guarda, sono d'accordissimo con te, non perché ovviamente stanno a fare i promotori, ma perché credo che sia anche un meccanismo. In questo momento lo sport italiano, secondo me, ha un grande bisogno di romanticismo, passami il termine, e un grande bisogno anche di recupero della memoria, e sotto questo aspetto premiare 2 grandissimi miti, perché di questo parlo, leggende, lo sport italiano come Francesco Moser e Novella Caligaris, era estremamente bello, estremamente importante, quindi questo connubio fra la storia, la leggenda e anche un aspetto romantico dello sport. Oggi, quando ci raccontavano alcune delle loro
del loro vissuto, insomma. Vi siete emozionati pure voi? Ci si commuove, ci si emoziona, perché è proprio quel mondo che dobbiamo in tutti i modi salvaguardare. Il tuo mondo è sempre quello dell'atletica, il tuo grande amore, un'atletica che adesso in vista delle prossime Olimpiadi secondo me potrà dire ancora una volta la sua. Ma speriamo proprio di sì, ovviamente insomma, amo tutto lo sport, la pallavolo è il mio primo amore, ma chiaramente l'atletica, con alcuni degli atleti sono miei carissimi amici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, ragazzi con cui mi sento normalmente, è una grande responsabilità, perché non è facile bissare i trionfi di Tokyo. Ovviamente l'aspettativa è alta e il tifo è totale, quindi incrociamo le dita e ovviamente Forza Italia in questo caso e Forza Azzurri sempre. Oggi lo sport rappresenta un motivo, lo dicevamo poco fa in sala, un motivo di inclusione per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per i nostri figli, che permette di confrontarsi innanzitutto con diverse realtà interne ed esterne, ma soprattutto di conoscere la vita attraverso lo sport, di conoscere gli insegnamenti morali che ci dà lo sport, le regole che ci dà lo sport. Quindi ben venga questo evento meraviglioso, questo evento strepitoso che il professor Leone ormai da 18 anni, come dicevo, organizza mettendoci tutto il suo cuore, mettendoci tutta la sua passione, mettendoci l'anima. Quindi grazie veramente per questo riconoscimento, che per me è un motivo di orgoglio, sicuramente un onore e un privilegio. Francesco Moser, leggenda assoluta del ciclismo mondiale, presente questa sera qui ad un galà dello sport. La prima domanda che mi sorge spontanea: un ciclismo totalmente diverso, quello moderno? Beh, certamente il ciclismo nostro era basato sui capitani delle squadre. Oggi sono più le squadre che comandano. È chiaro che hanno gli uomini di punta, come si vede nelle corse, insomma, però noi decidevamo le corse. Oggi è tutta una strategia che va avanti, poi queste squadre moderne che sono fatte di 25-30 corridori che dominano la scena. Al nostro tempo non esistevano, perché le squadre avevano dai 12 ai 15-16 corridori massimo e dovevamo fare tutta la stagione, perché il calendario era lungo anche allora. Adesso abbiamo perso tante corse in Italia, però se ne sono aggiunte molte all'estero. Diciamolo pure che era un ciclismo anche fatto di passione, di emozioni, di sacrifici, non che adesso non ce ne siano, però era un sacrificio totalmente diverso rispetto a quello moderno. Il ciclismo è uno sport duro, forse il più duro, anche perché una gara può durare anche 7 ore, non esiste altri sport dove si fa tanto tempo in bicicletta, insomma, o nell'attività sportiva. E di conseguenza se non fai sacrifici non arrivi in fondo, insomma. Uno che decide di fare il ciclismo deve dedicare quei 7, 8, 10, 15 anni, dipende da quanto dura, a questa attività che è massacrante, perché solo pensare ai viaggi che si fanno. Io ho fatto delle annate facendo più di 100 giorni di gara, in pista, in strada. Impensabile adesso. E andavamo in giro, già c'erano gli aerei per quello, perché abbiamo corso anche al di fuori dell'Europa, ma prima era molto più concentrato sull'Europa lo sport del ciclismo. Da attento osservatore comunque del ciclismo moderno, qual è in questo momento il ciclista di punta? Beh, in questo momento abbiamo Ganna che vince in pista, è stato campione del mondo, campione olimpico, campione d'Italia. Ha i numeri dalla sua. Il cronometro, però non vanta, diciamo, le gare su strada, le classiche, perché forse è troppo pesante. L'anno scorso è andato vicino al successo alla Milano-Sanremo, potrebbe essere un corridore anche della Parigi-Roubaix. È che però bisognerebbe che si dedicasse per qualche anno solo a quello e fare anche esperienza. E poi ci sono dei giovani
che si stanno affacciando. Speriamo che ne venga fuori qualcuno, però è difficile fare un nome in questo momento, perché da quando se n'è andato Nibali siamo un po' spiazzati anche. Cone, che ha vinto la maglia della APUA, il Tour l'anno scorso, no, quest'anno, perché siamo ancora nell'anno vecchio, e vedremo se magari aumenterà la sua capacità. E dopo ci sono dei giovani fra i dilettanti che stanno arrivando, perché veramente stiamo attraversando un momento difficile, non abbiamo vinto né classiche né corse a tappe né niente. Oggi tocca a noi, un'altra volta toccherà a qualcun altro. Noi abbiamo una grande tradizione e va tenuta in piedi. È vero che il ciclismo è uno sport che è difficile praticarlo, soprattutto per i giovani, perché si fa nelle strade, col traffico. L'emozione più bella che lei porta nella sua scatola dei ricordi? Ma ce ne sono tante, per dire, ricordo benissimo la prima vittoria che ho fatto nel 69, che non contava niente, però era la prima corsa. Poi dopo, se vogliamo parlare del mondiale o del record dell'oro, del Giro d'Italia, queste sono le riferimenti. La Parigi-Roubaix, che ho vinta 3 volte, questi sono i momenti salienti, diciamo, però tante volte in una carriera lunga come ho fatto io ci sono dei momenti che magari stenti a vincere, vinci una corsa e ti ridà. Mi ricordo, non so se era il 75, che in primavera non riuscivo a vincere e ho vinto il Giro di Toscana e poi da lì ho continuato a vincere. Ringrazio Pippo Leone per avermi dato questo premio così ambizioso, che io ovviamente condivido con tutti i volontari Telethon, che oggi nel coordinamento di Catania sono oltre 180. Li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto ringrazio la Fondazione Telethon, che lavora da oltre 30 anni nel nostro territorio in Italia, ma anche nella nostra Sicilia, per sconfiggere le malattie genetiche rare. Lo dico da medico e certamente è un binomio importantissimo, sport e salute. Per noi ovviamente è sempre fonte di ricchezza, non solo perché gli sportivi molto spesso amplificano la nostra richiesta di solidarietà verso i ricercatori della Fondazione Telethon, e quindi è importante sicuramente, e li ringrazio tutti. Vogliamo parlare dei Giochi del Mediterraneo, uno degli obiettivi più importanti dello sport europeo. Sì, è al di là di una bellissima manifestazione sportiva per i ragazzi e le ragazze, diciamo, emergenti, ha un taglio nettamente trasversalità politica, perché racchiude 26 nazioni del bacino del Mediterraneo, molto diverse fra loro. Parlo del Nord Africa, parlo del bacino dei Balcani, quindi ha un risvolto decisamente sociale, anche perché mette insieme delle nazioni, delle religioni e delle culture completamente diverse, ma lo sport ha una grande leva, quella dell'unità, quella della solidarietà e anche quella della pace, direi, perché in questo momento ce n'è bisogno. Parliamo di canottaggio, perché credo che, insomma, parlare dello sport che hai vissuto a 360 gradi è la cosa più bella. Il canottaggio è uno sport di mare, uno sport che si fa all'aria aperta, sicuramente sostenibile per l'ambiente, ma che fa crescere sani le ragazze e i ragazzi che lo praticano, al di là dell'impegno agonistico o meno. Quindi è uno sport che sicuramente è indicato per far crescere bene i giovani, per farli stare insieme, per farli vivere anche la natura. Questo è importante. Oggi viviamo una digitalizzazione della società pericolosa, con una deriva di isolamento sociale. E mentre il nostro sport, così come tutti gli sport, in particolare quelli svolti all'aria aperta, danno quella possibilità di vivere la vita vera e non vederla da un telefonino. La presenza questa sera al Galà dello Sport aiuta ancora di più a promozionare la cultura dello sport tra i giovani? Ma sicuramente tutti gli eventi, questo ha dato merito a Pippo Leone, coadiuvato dal generale Parrinello, da Fabio Pagliara, a tutti dello staff. E parlare di sport sani, di valori veri,
è fondamentale anche per dare un po' di fiducia a chi vuole incominciare un percorso. Lo sport dimostra sempre, ogni momento, che chiunque vuole arrivare a qualche risultato impegnandosi ce la può fare. Questo è un assioma che va ribadito, perché spesso c'è un po' di pessimismo, invece abbiamo un meraviglioso testimone di questo, che è Sinner, ragazzo che ha iniziato con lo sci, tranquillo, molto per bene, e però pian piano attraverso lo sport, l'impegno, è riuscito a trovare mettere a fuoco il suo talento, mettere a frutto tutta la sua determinazione, e quindi è avanti agli occhi di tutti, è diventato uno dei più rinomati e famosi sportivi al mondo, credo in 3 anni. Nel 1972 l'emozione ancora percorre il mio cuore, e credo che tutti gli sportivi italiani sanno benissimo che nel 72 la qui presente Novella Caligaris ci ha regalato un sogno. Non ha vinto, ma ha regalato lo stesso l'emozione di uno sport bellissimo qual è il nuoto. Averla questa sera qui alla Galà dello Sport è la dimostrazione che comunque anche i giovani devono veramente seguire l'emozione che lei ci regalò nel 72. Ma i giovani ci regalano tantissime emozioni, adesso sono appena finiti i campionati europei di nuoto e ci hanno regalato tantissime emozioni e sono straordinarie. Ma io andai ai Giochi Olimpici nel 72 come massimo obiettivo di entrare in finale, tornai a casa con 3 medaglie, una d'argento e 2 di bronzo, quindi devo dire non mi resi subito conto di quello che avevo fatto, anzi guardavo il tabellone in continuazione per dire ma è la corsia oppure è il piazzamento, per quanto non riuscivo a capire quello che avevo portato avanti. Però io credo che i giovani devono avere i loro obiettivi e ciascuno deve avere il suo, perché non è importante arrivare alle Olimpiadi o al campionato del mondo, se ci arrivi meglio, però è raggiungere gli obiettivi che poi ti segnano una strada nella vita, questa è la cosa più importante. Abbiamo sottolineato che gli ultimi campionati europei hanno dato ancora forza a questo nuoto italiano, adesso bisogna continuare su questa striscia, tutto questo grazie a tanti sacrifici e tanti allenamenti, e lei sicuramente lo potrà affermare ad alta voce. Allora, non sono sacrifici, perché quando fai una cosa che ti piace non è un sacrificio, e credo che tutti i ragazzi oggi li vedete sorridenti, li vedete sempre molto disponibili, non lo vivano come un sacrificio ma come un'emozione, come hai detto tu prima, e quindi lo sport ti regala questo, ti regala emozione, ti regala anche il capire che la sconfitta fa parte della vittoria, della strada verso la vittoria, ma soprattutto io credo che in questa terra meravigliosa, visto che abbiamo raggiunto, ma non solo in questa terra, il diritto allo sport che nell'articolo 33, adesso dobbiamo dargli la possibilità di esercitare questo diritto, perché i ragazzi hanno fame di sport, hanno bisogno di sport, e questo li aiuterà sicuramente, li aiuterà a toglierli dai social, perché la socialità che dà lo sport non è paragonabile, la rete che dà lo sport ti rimane nella vita, e questa ne è una dimostrazione. Per chiudere, adesso ci saranno le Olimpiadi 2024 a Parigi. Guarda caso ci ritroviamo in un contesto politico, sociale con grande difficoltà. Lei tra l'altro ha vissuto il 72 e sappiamo benissimo cosa successe con la causa palestinese. Un po' di timore c'è, oppure ottimismo e convinti che poi alla fine lo sport trionferà? Ma io separerei gli aspetti politici dagli aspetti sportivi, ci sono troppe guerre, perché non c'è solo Israele e Palestina, c'è l'Ucraina che sta vivendo da 2 anni una situazione davvero drammatica, ci sono tanti paesi in guerra in questo momento, c'è una polveriera nei Balcani, c'è il Ruanda, ci sono tante situazioni. Io credo che lo sport possa dare un messaggio di pace, possa dare un messaggio di fratellanza. Ovvio che oggi più che mai la politica sta entrando nello
sport, perché è la più grande vetrina che esista al mondo, però i ragazzi sapranno trovare la loro strada, la loro emozione. Sì, anche il loro emozione, ma anche il loro equilibrio. Quindi dobbiamo proteggerli moltissimo e dobbiamo cercare di capire che cosa vogliono e capire e parlare il loro linguaggio. Non pensare che noi abbiamo la scienza infusa e che noi siamo la scienza. Loro hanno un mondo in cui noi dobbiamo aiutarli a rientrare in quello che è il mondo, e loro ci aiutano anche, perché ci hanno aiutato in tanto. Io lavoro molto con i giovani e deve esserci proprio questa osmosi, e nella nostra associazione Olimpici Azzurri proprio c'è questo: ci sono i giovanissimi, ci sono gli anziani, e noi cerchiamo di dare loro un rapporto sinergico, perché la storia di chi ha fatto lo sport va trasmessa ai giovani, ma i giovani ci danno quell'energia che ci permette di continuare a sorridere e a vivere lo sport. Il giorno perfetto, la gara perfetta, Lorenzo Patta, oro a Tokyo. Questa sera qui in un contesto meraviglioso di una cerimonia che premia i migliori, una manifestazione che serve anche per valorizzare ancora di più la vostra impresa straordinaria, fatta insieme anche ai tuoi compagni di squadra, la ciliegina forse di una parte di carriera che è soltanto ancora all'inizio. Beh sì, diciamo che spero agli albori, no? Quindi sono abbastanza giovane, ho 23 anni, quindi ho ancora un bel po' di carriera davanti, però iniziare con un oro olimpico diciamo che è tosta anche da tenere, però sono chiaramente molto felice del risultato che abbiamo ottenuto, è appunto un risultato straordinario che non capita tutti i giorni, e quindi speriamo di poter fare il bis. Tra l'altro questa sera è una serata dove viene premiata anche giustamente la forza e la determinazione dello sport. In questo caso la vostra preparazione verso questa bella vittoria che avete ottenuto è frutto anche di tantissimi sacrifici che state probabilmente continuando a svolgere proprio in prospettiva di una rivalsa e perché no anche di una riconferma a Parigi. Beh sì, diciamo che bisogna lavorare sodo, lavorare tanto, perché certi risultati non arrivano per caso. Quindi noi con la staffetta lavoriamo molto, proviamo i cambi parecchio, probabilmente è quello il segreto, perché comunque noi guadagniamo molto sui cambi e poi i risultati arrivano. Quindi sì, diciamo che ci sono dei sacrifici, però comunque se arrivano risultati sono benvenuti. Per chiudere, il ricordo più bello probabilmente è quella giornata di Tokyo. Vorrei che tu ci raccontassi invece il giorno dopo, cioè come vi siete risvegliati? Vi siete resi conto subito quello che avevate combinato, oppure ancora non riuscivate proprio a tenere ferma nella vostra mente quella situazione, quel momento? Beh no, non ci siamo svegliati perché comunque non siamo andati a dormire. quindi sì, no, scherzi a parte, probabilmente tutt'oggi non riusciamo a renderci conto, perché comunque un oro olimpico è veramente una cosa assurda, cioè è il massimo risultato che un atleta può ottenere, quindi è tosta da assorbire, però come ho detto prima bisogna andare avanti, non pensarci, perché sennò poi i risultati non arrivano.
La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Parliamo anche per quanto riguarda il discorso storico di questa palestra, che è nata quando esattamente? Allora, la palestra è stata fondata dal maestro Sebastiano D'Agostino nel 1981. Il padrino, chiamiamolo padrino, che all'inaugurazione era presente, era il maestro Hiroshi Shirai, e lui appunto cominciò questa grande impresa della palestra Shotokan nel 1981. Poi via via il karate si è diffuso tantissimo, perché all'inizio karate non lo praticava nessuno, i bambini erano al di fuori di tutto questo, certo, che era un karate molto più duro. Poi via via negli anni si è evoluto e è diventato uno sport. Abbiamo fatto le Olimpiadi proprio 2 anni fa e abbiamo avuto anche un campione olimpico che fra l'altro è siciliano, sì, Luigi Busà, è di Avola, il gorilla d'Avola lo chiamano. Addirittura? Sì, e poi abbiamo avuto anche una medaglia di bronzo nel kata. Per quanto riguarda invece il discorso della federazione, so che c'è un po' di confusione. Tu che sei un arbitro internazionale sicuramente ci potrai dare il quadro più completo. La FILCAM, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, appunto, è l'unica federazione riconosciuta dal CONI che ha potuto far parte delle Olimpiadi. Tutto il resto delle altre federazioni che sono in parallelo non hanno avuto questa possibilità. Poi ci sono anche gli enti di promozione, chiaro, ma sempre fanno parte del CONI. Si stanno riscaldando i ragazzi, i tuoi allievi, che fanno parte di quale categoria specificatamente? Allora, questo è un mix, questo turno sono agonisti, a partire dalla categoria Under 14 abbiamo Sergio Cristaldi, poi abbiamo i cadetti che sono Under 16, poi abbiamo junior che sono Under 18, poi Under 21 e qualche senior. Io ho scelto questa palestra perché ho trovato bravissimi maestri e mi trovo benissimo con i miei compagni. Chiudiamo qui la puntata speciale di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana.